4 giorni a Taormina per alcune iniziative a livello regionale che la CNA sta organizzando, dove saranno presenti anche alcune aziende di Agrigento che presenteranno dei prodotti. Sì, 4 giorni a Taormina Food Expo, siamo alla seconda edizione, un evento regionale che si proietta sul mercato internazionale per appunto promuovere il territorio siciliano, le eccellenze e le nostre imprese. Sono previsti momenti importanti con cooking show, con la presentazione dei piatti tipici per ogni provincia. Noi ad Agrigento presenteremo il piatto con macco di fave e poi come dolce presenteremo l'agnello pasquale. Tutto questo attraverso la Federazione Italiana Cuochi, con cui c'è un rapporto di collaborazione. Saranno 4 giorni importanti appunto perché saranno presenti anche i buyers con cui si instaurerà un rapporto per poter proiettare appunto i nostri artigiani, i nostri imprenditori su un mercato globale. Poi ci sarà anche la presenza di una delegazione maltese, ecco, questo per dare anche più respiro ed un orizzonte nuovo alle nostre imprese. CNA Sicilia, CNA Agroalimentare Sicilia, CNA Nazionale, con tanti partner qualificati di prestigio stanno mettendo a punto questa manifestazione che partirà giovedì pomeriggio con il taglio del nastro, l'inaugurazione, alla presenza anche del segretario nazionale del CNA Otello Gregorini, ma saranno presenti un po' tutti i dirigenti regionali e nazionali, con il nostro segretario regionale Piero Giglione, il presidente regionale Battiato, ci sarà anche il presidente nazionale Costantini. Ecco, questo per rimarcare come la CNA Sicilia sia molto ben apprezzata a livello nazionale per il lavoro che sta svolgendo per promuovere il nostro territorio. Questi 4 giorni saranno anche molto intensi dal punto di vista della convegnistica, saranno molto intensi anche per cercare di inquadrare quelle che sono le eccellenze, perché vogliamo che i nostri piatti, che le nostre eccellenze vengano riconosciute a livello internazionale con piatti tipici che possano avere la caratteristica peculiare di quelli che sono i territori di provenienza. Ringraziamo anche gli assessorati che metteranno a disposizione la loro struttura per sostenere questa 4 giorni, l'assessorato regionale all'agricoltura, poi ci sarà anche l'assessorato regionale alle attività produttive, l'assessorato regionale al turismo, insomma la regione siciliana che sostiene e appoggia queste iniziative, ma anche una serie di partner qualificati. Tutto questo perché la CNA è davvero un motore importante dell'economia siciliana e nazionale.